finalement, à Paris, siamo a Paris, la ville dell'amour. Che bello, guarda, bonjour madame, bonjour monsieur. Ma non lo sentite quest'aria diversa? Non lo sentite questo profumo diverso? Bravo, ha messo un profumo mentre poi te lo spedizione appena spoinato, minchia ce la sommo. Che ha fame. Sei Dash. Invece a me questo odore ricorda l'odore di lavanda. Tipo i fiori che ho fotografato ieri, che ho messo su Instagram e hanno fatto 10.000 like. Oh, ma quale spingione e quale lavanda? Chi si su senza vedere non si lavano? Chi si è feto? Zitto! Siamo turisti! È turista che non aveva mai stato a casa. Ragazzi, poi perché non fate così? Viaggiare è bello, viaggiare ti fa vedere le cose del posto, soprattutto ti fa assaggiare le pietanze tipiche. Bravo, mangiamo. Ecco, andiamo a mangiare, ti faccio assaggiare qualcosa tipica di Parigi. Bravo. Allora, mangiamo les escargots. E chi so? Le lumache. No. Io cose che si succano non me ne mangio. Ma cominciamo. Ok, allora assaggiamo un'altra cosa tipica, il foie gras d'oca. Bella loca! Anche perché su Instagram gli animali funzionano sempre. Sì, ma che c'entra? Noi ci mangiamo il fegato d'oca. E allora per mangiarselo ci vuole fegato. Mangio su. Vabbè, ho capito quello che dobbiamo fare. Tu che mi capisci? Ci mangiamo una bella baguette col formaggio. Ma quale baguette? Che chi te se la mettono su tascita? Io ne mangiamo un bagno solato che fa puzza via. Sì, excusez-nous, on est touristes. È turisti che non avevamo mai stare a casa. Ma poi io parlo con voi, veramente che siete ignoranti. Io vengo qua nella città dei monumenti, famosissima, e sono qua con a vedere un monumento da solo. Dai, non fare così, ce ne saliamo nella Tour Eiffel, va bene? Visto che c'è un ristorante là sopra che si mangia troppo bello. Sì, là sopra il ristorante costa assai. E allora prima di accanare, prendiamo 4 pezzi di crosticceria e ce li saliamo. A così praticamente francesi. Sei Dash. No ragazzi, io voglio andare al Moulin Rouge, così posso fare un bel TikTok col can. Na 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 can. Oh, ma quale balletta per Torre Eiffel? Come non c'è un po' su vado a una banna e si sta per metallia. Certo che c'è, il posto più bello di Parigi, il Musée du Louvre. E poi là ci sono un sacco di opere d'arte, là ti guardi, soprattutto c'è la Gioconda. E lo sai qual è la particolarità della Gioconda? Che tu da qualsiasi parte tu la osservi, lei ti guarda. Tu sapevi io, non ne vai, c'è sempre una femmina che ti dà lì con l'occhio tuette. Turisti che non avevamo mai stare a casa. Mamma mia, ma io mi devo portare chi sto poi ragazzi una cosa, siccome ogni volta che si viaggia poi ci si riduce all'ultimo giorno a comprare i souvenir. Bravo. E io non voglio fare così. Visto che siamo arrivati oggi, voglio comprare un bel souvenir già da adesso. Andiamo a Montmartre, mi compro una bella fotografia di Montmartre. Bravo. Io già ce l'ho. Che cosa? La fotografia con me match. L'ho messa su Facebook e ha fatto un sacco di like. Le mamme su Facebook funzionano sempre. No, raga, io per prima cosa devo iniziare a fare ma pigliare un bello cornetto con la crema. Sì, bravo. Senti al bar gli devi dire je veux un croissant avec la crème. Scusami, la crema con salmone, vai sempre che stiamo morendo Rafa, va bene? Sei lascio, sei lascio. fai un caso che vengo con te e mi pigli un bello caffè. Sì, un caffè, vedi che poi non lo fanno espresso. E che fai me le pigliare la ciaracia? Che c'entra? Lo fanno lungo, acqua e pulpo! Oh, ma che manco caffè sanno fare, turisti che non avevano mai stare a casa. Anzi, io ma ne vai. Ma che sta facendo? E io faccio il TikTok. Can. Che avevo cazzo nelle panze. E io che faccio? Che ci vuoi? Go! Casugno, vedi casugno pigliami. Casugno, ma serve, state fermo che non ne posso chiudere. Ma disgraziata femmina che su ionno che feci scale la chiesa, ma aveva fatto tutta il cittadino, no che me la feci questa, che mi stavo dando un premio Nobel, bello mobile, che mi pigliai, bello cantaranno che è vero che sì. Senti, dobbiamo fare questo video e ce lo dobbiamo... State fermo che la gente che da lì ci vedono, come si è visto nel mal di bacca, il mal di mare, capito? Da stare fermo! Se mi piglio una pistola lei al ciccetto, metti che mi vedi nicchie se. A te da bene nicchie, sono mia. Senti, sto video lo dobbiamo mandare per via a mail e da nipote, perché non ne posso più. Sai che cosa l'ha fatta da nipote, eh?
hanno poco tempo, che prima fanno finta di andare a scuola, invece se ne vanno a pinghiolare. Fra che femminili, pigliano i femminili e se ne vanno a pinghiolare. E poi la giustificazione a muccioni di sa maccia e di sa paccia. Sai che cosa ci scrivono? Sono stato al funerale di mia nonna. 4 volte mi hanno fatto morte questo mese, 4 volte mi hanno fatto morte, caso mio, buona io. Bellagine di salute, disgraziate fedose. Mi hanno fatto morire 4 volte, c'è a dire da nipote. Castomistica, vedi? Hanno a fare morte la magarattia ogni tanto. Hanno a fare morte si talenti. E sta tutte scandi morte. Fammi succedere. Niente, mettiamoci il cuore in pace che l'ho perso. Me l'hanno rubato, qualche delinquente me l'ha rubato. Me l'ha rubato. Qualche delinquente. Quando i figli si possessano del tuo smartphone. Sì. Dopo una telefonata. Va bene, dai. Ci vediamo domani. Ciao, ciao. Mentre sei concentrato, ad esempio, sulla lettura. Durante il riposino pomeridiano. A tavola, durante i pasti. Ma vuoi mangiare e posa sto telefono? Ma poi quante volte ti ho detto che a tavola io il telefono non lo voglio vedere? Non parliamo più. E non si mangia se non ti vedi un video di io contro tu. Che poi li stiamo facendo arricchire tutti questi youtuber. Non ci bastano le visualizzazioni. No, ci sono tutte. La magliettina, Peppe, le calè, codiare. Qua ci vuole un reddito. Un reddito. Ce l'ha un reddito? No. E allora chiedilo. Un reddito di cittadinanza soltanto per campare YouTube. Basta. Oh, posalo. Va bene, papà. Aspetta, che ci sono qua, mi guardo la posta. Questo è sequestrato per 6 mesi, perché non è possibile più. Sì? Sono il Corriere, c'ho Pacco. Arrivo. Il Corriere, è arrivato il Pacco, oh bello, il Pacco. Papi, ma perché quando ce l'ho io il telefono è un problema e quando ce l'hai tu no? Te lo sequestro. Avanti zio, dai, facciamo gli sponsor. Il sponsor, ormai non ti correggo più, giusto? Perché come si dice? Il là, io sono, tu sei Elia. Perfetto, ora io faccio gli slogan e tu... Che faccio? Lo traduco in italiano? Meglio, va perché bene. sai chi ne esce. Va Ok, bene, perché zio. io sono il genuino, tu sei professoressa. Va bene, estendiamo i nostri confini, zio. Allora, la lasagna di Tao Pisande? La lasagna appesantisce il tuo stomaco? Stai aruttando l'aglio delle poppette dell'altro ieri? Emetti suoni con aroma di aglio delle polpette dell'altro ieri? A donnina che ci buddata scambia il tuo stomaco per un ascensore e fa salire e scende a uso grattacielo di 8 piani? Erna ietale? Ah. Una parola sola? 2. Erna 2. Spruzzo presenta Chiumomil e ti si disintegra in mangiare cementificando l'acidità. Chiumomil e digerisci in un baleno. Perfetto, adesso la mia simpatica nipotina, vai, vieni qua. La mia simpatica nipotina farà una dimostrazione di cosa è un chiumomil nella realtà. Allora, ha mangiato pesante? No. Lei adesso stupiamo, beve, cementifica, distrugge. Vai, zio. Grazie, zio, vado, Vai. Dici una cosa da non somministrare? È un presidio medico-chirurgico, non somministrare sotto... Chiumomil! E rimani a bocca chiusa da non somministrare i bambini di 12 anni, non lasciate vicino ai succhi di frutta. Favorisca i documenti. Sì, eccoli. Guardi che sento puzza di alcol. Se lei mantenesse le distanze di sicurezza, non lo sentirebbe.
mori, io non ce la faccio più. Dai a maritare, ma chi mai hai gettato a mare? Il mare, profumo di mare, in una stanza mi sento occupare, e coppa d'omari del vento e del mare. Non fare così, mamma, non fare così. Io ti voglio maritare prima che chiudo l'occhio. Voglio che tu ti sistemi, te la resti con una mano davanti e un'altra darere. Piuttosto, mamma, ti volevo chiedere una cosa. E vedremo che mi ha domandare, vedremo. Tu questo compagno, come lo vuoi? Muscolare? No, non ne mangio muschio, sai che ne sono un botto. Allora lo vuoi bir? No, mi piace la zusa capellina, mi piace. E allora via, mamma. Tu lo vuoi teddy? Ma senti una cosa, ma tu ste cose come sai? Ma come ti viene a te? Ma hai fatto una cultura sopra internet, saccio tutto dei gay. Ma cose da pazzo, cose da pazzo. Ma figlia, mi sta apparendo la donna 2.0, la donna bionica, la donna del domani, la donna del futuro, cose da impazzire, mare e profumo di mare. A proposito di mare, a stanno, ma a pigliare la cabina, non ci so chiacchiere. Ci mancava solo la cabina. A proposito di cabina, ma cosa... Ora la conto chissà, ora la conto. E sempre... Inosetto, sempre, tutta la tua modernità, aveva 20 anni, già era un bagliolo di 20 anni. E volevo dire appresso Ida, a mare, che nelle guerre non c'era perché pigliava coppa. Che meno male che c'era un bagnino meraviglioso, ma cominciava a fare la corte, mi insultava, mi scacciava l'occhio, mi diceva, mi toccava la coscia, nonno mi inzazzicava l'ombrellone, mi scacciava l'occhio come per dire seguimi, io ci ero appresso, mi buttava a la cabina, mi beccavo un do muro, che mi stava dando un masone con uno spuntavo ida a tipo tazzanita, a tipo lucifera, acchiappava a chi per 4 capite che aveva uittato un dera che avesse muto, mi pigliava a mie apparecchi, mi buttavo un'altra volta da spiaggia, mi abbiavo sopra la sdraio, mi attaccavo tutta la giornata, attaccato da sdraio, che mi pigliavo l'insolazione, che stessa a casa un'altra volta per mesi, è immenso. E ida fa moderna fa moderna, e a chi tu meschino tanto ce ne fece, come fece licenziare. Moruata, mamma, moruata, ma ci famiglia tu sarà. Scusami se ancora travagliando a un'altra banna, tu pigliavo un posto, moruata, mamma, moruata. E non fare così, non fare così. Ho fatto un errore. Va bene, mamma, acqua passata, dai, non fare così. Così mi fai stare male, non ti ho detto niente, fai finta che non ti ho detto niente, va bene? Va bene, mamma, bene. Piuttosto, domenica, a Maghiri a darci l'acconto per cabina, che aveste già 4 bagnini belli, che sono di tavoli che parlano rampo numero 8. Davvero? Il meglio bagnino agli essere tu. Ce n'è uno che ho sentito chiamare. Sai come si chiama? Come? Si chiama Filippo. Aspetta che da Lippo. No, pizzo dalla montagna me ne vai. No, pizzo dalla montagna me ne vai, non ce la faccio più. C'era una volta, in una galassia lontana, lontana, una giovane donna e un figlio di Ciao figlio delle stelle, come stai? Ecco appunto, chi sei tu, uomo dello spazio? Veramente vengo dall'ospizio. Sei alquanto giovane per venire dall'ospizio. Sono andato a fare visita a mio nonno che oggi ha fatto 177 anni e mezzo. E allora riformulo, chi sei tu, uomo dell'ospizio? Figliuola, se non mi dici chi sei tu, non potrò dirti chi sono io. Beh, io sono principessa Leila, protagonista della saga di Star Wars. Ci trovi dal 15 al 21 luglio all'angolo della Via Lattea, chilometro zero, tra il fruttivendolo e quello che vende rotoloni di carta. Vienici a trovare. A che ora, scusa? Ore solari. Ora Bene, sì. chi sei tu? Vuoi per caso un posto per fare la rustia e mancia? Ma no, ma che non mi riconosci? Faccio fatica a riconoscerti. Io sono il comandante della nave, quella spaziale, quella di... sono Spick. Sono Speck. Spock. Sono Spack. Sono Spick e Spack. Sono il capitano di Star Trek. Ma io sono protagonista di Star Wars.
Perché cangi Star Trek, Star Wars and the Star, no? Facciamo una cosa, facciamo Star Attack, così ti smondo pezzi e ti ingucchio come vieni. Yuz! Lo sapevo che sei tu. Yuzzo, forse non ci siamo capiti. Tu puoi fare All Star, Brodo Star, puoi fare Star tutti quanti, Star Strike Scusk, puoi fare Star Nudi. Non ti voglio, Yuzzo, non ti voglio. Sulla luna per comprare queste cose, ma come non mi vuole? Ma come mi veste? Ma io a cantare la giacca di Santa Cruz, magari mi puncini, scazzare, mi ci butto su di mare, non ci piace. Ma che fare? Ma visto fibra, senti mi danno pazzo, ma come fai? Iuzzo! Arrivo! Giussi, 12 orizzontale. Sì. Volatile che non può essere messo in cattività. Gabbia no. No, troppo lungo. E accuzza l'uccello. Giussi in onda! Vai. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Qui Può Quark. Questa sera andremo alla scoperta di tantissime nuove notizie. Alcuni si chiedono, ma se Dio era immortale, perché ha lasciato ben 2 testamenti? Se a Capri c'è Telecapri, a Reggio Telereggio. A Lecco, che ci sarà? Tutti si chiedono, ma la tana di Winnie the Pooh era la puttana? Ma il gelato più venduto sul Titanic era l'affogato? Questo ed altro ancora lo scopriremo questa sera a Qui Può Quark. Ma nella nostra rubrica anche tanti servizi. Linea al nostro inviato. Grazie Giussi per avermi dato la linea. Noi della troupe di Qui Può ci troviamo a Ferlo, un paesino della provincia di Siracusa. Perché siamo qua? Perché abbiamo scoperto che esiste la famiglia più longeva al mondo. Ma ne parliamo subito con il signor Luciano! Facci sapere, ma quanti anni c'ha, signor Luciano? 115. Avete sentito? Questo è uno scoop. Il signor Luciano ha 115 anni. Ma perché sta piangendo, signor Luciano? Perché papà mi ha dato lo schiaffo, papà. Ecco, perché il padre del signor Luciano gli ha dato uno schiaffo. Ma perché suo padre l'ha picchiato? Perché ci ha rubato la ciabatta a mio nonno. A voi in linea allo studio. E anche per oggi è finita. Alla prossima puntata di Qui Può Quark, sempre qui, sempre con la vostra Giussi.